Riaperto finalmente ieri il ponte Petrusa che collega le due parti della città, Agrigento con Favara, strada di primario collegamento anche per via della struttura penitenziaria che è presente nelle vicinanze, finalmente gli agrigentini potranno spostarsi con più facilità ed evitare lunghi perimetri stradali per il raggiungimento in particolare del centro della città e quartieri satelliti. A tagliare il nastro è stato il prefetto di Agrigento, Rita Cocciufa, assistita dal vice ministro alle infrastrutture Cancellieri e dal direttore generale dell'ANAS. Il ponte ha un'estensione di 120 metri, è formato da 3 campate di uguale lunghezza cada una, di 40 metri, la larghezza della strada è di 13 metri, con 2 corsie di 3,5 metri per senso di marcia, oltre a 2 banchine laterali di 1 metro e marciapiedi di 2 metri circa. Per lato, l'investimento è costato una cifra di 3.700.000 euro. L'opera è stata anche sollecitata dal cartello sociale e dai sindacati che negli anni si sono spesi con diverse manifestazioni per sollecitarne il riutilizzo. Anche il ministro Cancellieri ha usato parole significative, definendo come qui oggi abbiamo detto la parola fine a una grande vergogna. La riunione è proseguita poi in prefettura alla presenza del cartello sociale e di alcuni sindaci della provincia, tra cui l'onorevole Margherita La Rocca Ruvolo e quello di Ravanusa Carmelo D'Angelo, che nei giorni scorsi si è fatto promotore e primo firmatario di una lettera indirizzata al Ministro per definire l'anello autostradale realizzando l'autostrada Gela-Castelvetrano che si collega all'autostrada per Palermo e a quella in costruzione proveniente da Siracusa verso Gela. La risposta del Ministro si farà attendere il prossimo 3 agosto, data in cui i Cancellieri incontrerà nuovamente il territorio in prefettura per aggiornarsi sui lavori futuri sul da fare, tra questi anche quelli relativi alla strada Agrigento-Palermo, dove la situazione è un po' più complicata. Sull'Agrigento-Palermo col DL semplificazioni siamo adesso a un bivio, perché purtroppo la CMC adesso ci deve dire, visto che abbiamo creato uno strumento normativo fortissimo, adesso la CMC ci deve dire cosa vuole fare da grande. Se si vogliono mettere a lavorare seriamente, allora noi siamo pronti a completare, ma vogliamo date certe e soprattutto un review dei lavori che deve fare spuntare in cantiere tantissimi operai. Se loro non vogliono prendere in considerazione questa proposta, adesso abbiamo gli strumenti normativi per poter rescindere il contratto e riappaltarlo nella maniera più veloce possibile, perché possiamo, grazie all'articolo 2 appunto del DL semplificazioni, fare una procedura di gara negoziata senza pubblicazione di bando, cioè a inviti, selezionare gli operatori economici e sceglierli. Così facendo per settembre-ottobre siamo di nuovo in carreggiata, però stavolta con aziende serie che finalmente ci voglio cominciare a mettere la faccia, perché di ste lungaggini e di ste cose io mi posso mettere a cercare di tirare la carretta come ho fatto sul viadotto Emera, che ripeto, fanno tutti polemica, ma le polemiche ponti non ne fanno, come le polemiche non costruiscono gallerie, non asfaltano strade, le polemiche fanno solo polemiche e basta. Tutte le polemiche sul viadotto Emera, io polemiche non ne faccio e il 31 luglio vi invito tutti perché lo riapriamo, anche quando ci sono tutti quei politici. Stamattina ho letto un altro comunicato di questo movimento di Armao che dice che lui non ci crede, sono tutti diventati professori di statistica, fanno calcoli, controllano la maturazione del cemento, cose che ai cittadini alla fine non gliene frega niente. I cittadini vogliono che il 31 luglio con la loro macchina possano passare su quel viadotto, questo io lo garantisco e lo faremo insieme. Soddisfazione ha anche espresso il parlamentare agrigentino per l'inaugurazione del ponte, l'onorevole Michele Sodano, componente della Commissione Bilancio della Camera. Noi oggi non siamo qui a festeggiare, perché già si festeggiava in passato senza portare i risultati. Noi siamo qui a dire che questa deve essere la normalità, cioè le opere devono essere consegnate nel più breve tempo possibile ai cittadini. Questo succede, lo dico solamente in un caso, quando la classe politica fa continue pressioni e sollecitazioni sugli enti che devono lavorare nelle infrastrutture. Io stesso da parlamentare nazionale ho fatto già 2 interrogazioni sulle nostre strade, una era sul ponte Morandi di Agrigento e dopo una settimana hanno ricominciato a lavorare.
Adesso ho appena fatto una nuova interrogazione alla ministra De Micheli dove le chiedo di attenzionare un tratto di strada che impedisce ai cittadini di quella zona di Canicattì di ritornare a casa agilmente, devono fare 16 km in più. Allora noi questo impegno ce lo mettiamo e questa è solamente la prima delle tante opere che completeremo nei tempi che ci sembrano normali per una cittadinanza e un territorio che merita sviluppo e progresso. Ieri per il taglio del nastro inaugurale anche una torta recante la foto del viadotto preparata dallo chef Mangione e offerta ai partecipanti. Oggi sì, siamo qua presenti in questa bellissima inaugurazione, mi hanno invitato per realizzare questa torta, una torta che rappresenta un po' la Valle dei Templi, quindi siamo sul tema. Abbiamo fatto una montagna di zucchero artistico, tutte le rocce, la Valle dei Templi tutta in base di zucchero, è una torta con ricotta e bagna all'arancia, quindi sicuramente è una torta che rappresenta un po' la Sicilia e comunque siamo onorati di essere presenti grazie a chi ci ha invitati.